Cari amici, eccoci qua. Allora, in anteprima vi mostriamo la piattaforma turistica culturale, itinerari di storia e cultura in Sardegna, archeologia, cultura e tradizioni. La piattaforma turistica, la app turistica dedicata alla cultura di Sardegna Turistica, mesi di lavoro finanziati e gestiti da noi per realizzare questa utilissima piattaforma culturale per contattare e mettersi in contatto con visite guidate, escursioni, musei, eventi culturali, B&B e agriturismo. Quindi, come potete vedere, la piattaforma, benvenuti in Sardegna, la Sardegna aspetta solo voi, i suoi importanti musei, siti archeologici e attrazioni turistiche vi attendono. Tanti suggerimenti e informazioni per trasformare il vostro viaggio in Sardegna in una esperienza unica. Piattaforma dedicate quindi alle guide turistiche attraverso l'inserzione delle loro proposte, quindi delle loro attività turistiche, quindi guide turistiche e guide escursioniste possono inserire i loro annunci sulle loro escursioni che organizzano. Stessa cosa può fare gli eventi culturali, possono inserire le loro attività. B&B Agriturismo saranno presenti nella piattaforma con una sezione dedicata sempre a loro e poi i musei e siti gestiti che sono all'interno della piattaforma. Adesso ve la scorro e ve la faccio vedere. Ecco qua, siti archeologici gestiti, ecco qua, entriamo subito e abbiamo la mappa con i punti GPS che vi portano in automatico dove vi deve portare, quindi che so, scegliete un punto, adesso qua non funziona, ma nello smartphone quando voi scegliete una località vi porta direttamente con il GPS dello smartphone nella località attraverso i punti GPS della piattaforma. Come abbiamo visto, siamo entrati nei siti gestiti ed eccoli qua. Questi sono quelli che abbiamo inseriti, non ci sono tutti, logicamente piano piano la piattaforma verrà aggiornata, verranno inseriti tutti quelli che vorranno far parte della piattaforma. Prendiamone uno a caso, per esempio prendiamo il primo, eccolo qua, area Surumanzesu. Se un turista desidera avere più informazioni, ecco qua, entra subito, trova una descrizione, le informazioni, il numero di telefono, sito se è presente, email, quindi tutto per essere contattati. Eccola qua, quello che dicevo prima, non è cliccabile, ma questo è il punto GPS che vi porterà direttamente al luogo. Ok? Quindi torniamo indietro, vi faccio vedere tutte le categorie che ci sono. Qua se uno ha un'idea già di dove andare può inserire il nome, quindi per esempio Nuraghelosa, qua scrive Nuraghelosa e andrà subito nella scheda. Oppure se vuole entrare in una categoria, per esempio vuole cercare agriturismi, eccolo qua. Se vuole cercare per esempio pozzi e fonti sacre, inserisce questo, fa search e andrà a finire lì. Adesso non lo faccio perché vi voglio far vedere che ci sono tutte le categorie, quelle interessate a noi, quindi siti archeologici gestiti, i musei, escursioni e gite di archeologia dedicate quindi alle guide turistiche, escursioni in montagna e natura, alle guide escursioniste, eventi culturali e mostre, B&B e agriturismi, quindi dove dormire e dove mangiare. Questi sono gli ultimi inseriti ed ecco qua tutte le categorie invece dei monumenti presenti in Sardegna. Sono migliaia, quindi ci vorrà tantissimo tempo per completare questo catalogo, però ce ne sono già tanti, quindi sono divisi per categorie, per esempio tombe di giganti e beteli, i nuraghi, i domus de Janas. Entrate dentro, entriamo per esempio in nuraghi. Ecco qua avete la mappa GPS con quelli inseriti ed ecco qua sotto c'è anche l'elenco per guardarli direttamente. Come vedete ce ne sono già tanti. Se voi entrate dentro questi, entriamo per esempio in uno preso a caso, ecco qua santuario nuragico a Fonni, c'è la mappa GPS che vi porta direttamente nel punto. Qua c'è una piccola descrizione che poi verranno migliorate e insomma verranno inserite sempre più informazioni.
va bene? Quindi c'è la mappa GPS che vi porta e poi il sito, quindi se siete in queste zone potete andare a vederlo. Infatti giù viene anche diviso tutto anche per aree geografiche, quindi se siete nel Nuorese cliccate qua e vi appaiono tutti i siti di questa zona. Cagliari, tutti i siti di questa zona. Tra le categorie ci sono anche punti di interesse, quindi non quelli strettamente archeologici, ma anche il turismo accessibile. Qui ci saranno i siti gestiti, i musei che possono offrire, fanno parte di un turismo accessibile molto importante. Qua ci sono le idee e le esperienze indimenticabili, sono degli articoli per proporvi e darvi delle idee su dove andare e cosa vedere. Qua ci sono delle spiegazioni che potete poi vedere in altri video in modo più dettagliato. Qua ci sono anche delle pubblicità che appaiono, contattateci se volete apparire in alcune parti della piattaforma, così ci sostenete. Ricordo che la piattaforma è completamente realizzata e gestita da Sardegna Turistica a costi compresi, quindi piattaforma che non ha preso soldi da nessuna parte ma è stata finanziata da Sardegna Turistica. Ok, andate a dargli uno sguardo, come vedete qua c'è anche subito, hai bisogno d'aiuto, di assistenza, i turisti possono contattarci direttamente e noi metteremo in contatto il turista con l'inserzionista, quindi se stanno cercando una visita guidata in una determinata area, noi contatteremo chi ha inserito la sua proposta, magari il turista o perché non parla la lingua o perché non lo so, vuole parlare con noi, noi comunque metteremo in contatto il turista con l'inserzionista, ok?